Parliamo di sport, di calcio, una rete di Alfonso Caruso al 21esimo del secondo tempo decide il recupero tra Voghera e Mantova. Nicola Antonietti. Nel gelo di Voghera spunta la zampata vincente di Alfonso Caruso. Un gol del difensore biancorosso consente al Mantova di vincere il recupero contro i rossoneri pavesi e di volare a +5 sulla Colognese. Vediamo ora la cronaca di questa importante vittoria del Mantova con le immagini di Gianmaria Pontiroli. Ci prova Colonetti a scaldare i tifosi del Mantova, ma niente da fare, Bonassi respinge. Scivolata di Terranova al 19esimo, speziale solo davanti a Bellodi e prima super parata di Mirko. Gherardi in rovesciata prova a ripetere quanto fatto a Solbiate, ma Bonassi fa buona guardia. Inizia il secondo tempo, buona occasione per Gherardi in girata, ma ancora il portiere del Voghera fa buona guardia. Il portiere del Voghera però non sarà impeccabile 3 minuti dopo, calcio di punizione di Bessi, respinta corta, arriva Caruso ed è il gol del vantaggio per il Mantova. Preziosissima rete di Caruso, la quarta con il Mantova si trova in vantaggio. Gambino appena entrato mette a lato di poco. Buona occasione per il neoacquisto del Mantova appena entrato al posto proprio di Gherardi e al 29esimo super parata di Mirko Bellodi su una conclusione di Speziali. Il Voghera ci prova ancora su punizione ma niente da fare, finisce 1-0, preziosa vittoria del Mantova che vola a +5 sulla Colognese.